e amici di Bella Sicilia. Ha preso il via proprio in questo momento la sagra del cannolo e la sfilata dei carretti siciliani che vedremo più tardi. Intanto qui siamo nello stand dei cannoli in Tre Gusti e siamo nella piazza di Gesso, siamo in provincia di Messina. Questo è un bellissimo borgo della città di Messina, un borgo collinare molto panoramico, e qui amici guardate i cannoli in tante versioni. Andiamo adesso, entriamo nello stand. Buon pomeriggio, al via la sagra? Sì, siamo pronti, è iniziata proprio adesso. Ma qui c'è lo stand dei cannoli. Sì. Quante versioni? C'è gianduia, ricotta, il classico e pistacchio. Entriamo dentro, andiamo a sbirciare. Intanto amici, fateci sapere qual è il gusto preferito e scrivete nei commenti anche da dove ci seguite. E buon pomeriggio, al via quindi la sagra. Sì, abbiamo cominciato a riempire tutti i cannoli a vista. Io sto riempendo quello gianduia. Quali gusti troviamo? Gianduia, pistacchio e ricotta. Ma è vero che il cannolo va riempito sul momento? Sì, tutti riempiti al momento e tutti riempiti a vista. Quello classico è naturalmente quello alla ricotta. Ma come si prepara la ricotta? La ricotta è lavorata con lo zucchero, gocce di cioccolato e poi viene riempita nel cannolo e si ultimizza con i canditi. Allora, vediamo un po' come si riempie il cannolo, perché bisogna avere una tecnica anche particolare, bisogna essere anche veloci. Sì, deve essere un lavoro veloce e pratico, proprio. Andiamo a incontrare gli altri protagonisti. Ciao, tu ti chiami? Ciao, Nancy. Nancy, ti abbiamo incontrato e ti abbiamo visto anche lo scorso anno. Esatto, sono già 4 anni che sono qui. Quindi sempre nello stand dei cannoli. Sempre nello stand dei cannoli, sempre con quelli di cotto. A te il compito di preparare quindi i cannoli, simbolo della tradizione siciliana. Certo, perché sono i più gettonati, sono pure veloci, quindi. Quindi questa è la crema di cannolo. Vediamo che ci sono le gocce di cioccolato. Sì, c'è la ricotta aromatizzata, raffinata con le goccine di cioccolato. Se poi le persone le preferiscono, mettiamo anche i canditi. Ci sono cannoli per tutti? Certo, per tutti, per tutta la serata. Quindi siamo solo all'inizio di questa lunga serata. Ancora sì. Ma sei velocissima a riempire i cannoli, ma è il tuo lavoro questo? Sì, lavoro in pasticceria. Complimenti. Allora, vediamo i cannoli, fateci sapere amici da dove ci guardate. Ecco, ci chiedono dove si trova questa festa. Noi siamo a Messina, esattamente siamo nel borgo di Gesso, a pochi chilometri dalla città di Messina, e qui ogni anno si celebra il cannolo, ma si celebra anche l'identità siciliana, perché si tiene la rassegna popolare I Bissotti in questa bellissima piazza. Tra poco arriveranno anche i carretti siciliani. Ciao, come ti chiami? Alice. Alice, qual è il tuo compito? Allora, io sono qui che do i cannoli alle persone. Quindi il tuo compito è quello di consegnare il cannolo al finale. Esatto. E anche di aggiungere i canditi o lo zucchero, di completarli, ecco. Ma i canditi piacciono a tutti? Alla maggior parte sì, però c'è chi anche li chiede senza. Qui abbiamo tutte le versioni e poi lì vedo il cannolo al pistacchio. Sì. Adesso vado a sbirciare dietro, intanto. Valentina, ma qui ci sono i cannoli per tutti i gusti. Sì, guarda, sto catturando oggi immagini golosissime, sono belli, veramente belli, poi emanano un profumo fantastico. Poi i gusti che vanno più forte, no? Ricotta abbiamo visto anche dai turisti è quello preferito, però il pistacchio non scherza nemmeno, cioccolato perché è anche un grande classico, quindi c'è tutto quello che serve. Allora, tra poco questi cannoli andranno a ruba, quindi ci affrettiamo anche a fare le immagini. Guardate come è brava a riempire i cannoli. Deve essere riempito a metà,
così non resta aria quando si aggiunge la ricotta dall'altra parte, se no al centro resta vuoto. Quindi questo è il segreto. Esatto. Guardate, allora, salutiamo Anna, ci chiede dove si trova questo evento. Siamo a Gesso, nella città di Messina, un borgo quindi collinare, da dove si possono ammirare anche tanti panorami. Ciao Nunzio, ciao Maria. Fateci sapere qual è il cannolo preferito, anche se vi piacciono i canditi, ma non finisce qui perché... Arrivo con quello pistacchio. E qui abbiamo il pistacchio. Il pistacchio, sì. Intanto il tuo nome? Valentina. Valentina, tu ogni anno partecipi a questa sagra? Ogni anno, sì, sempre presente. Qual è il tuo compito? Io quest'anno cannolo pistacchio, è responsabile stand. Tu fai questo lavoro? Sì, sono pasticcera. Giovanissima. Sì. Quando hai iniziato? A 16 anni. Complimenti. E sei di Gesso? Sì, abito qui e sono di Gesso. Ognuno di voi cerca di dare il proprio contributo per la buona riuscita di questa manifestazione. Sì, ci impegniamo tutti al massimo. È l'occasione per scoprire Gesso. Sì, sicuramente. Allora invitiamo tutti qui alla sagra. Vi aspettiamo qui a Gesso. E chi ha perso questa edizione può venire il prossimo anno sempre nella stessa data? Certo, certamente. Appuntamento fisso. Intanto amici, qui si continua a preparare i cannoli, ma c'è anche una specialità finale. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Michele, sono addetto allo Zibibbo da un po' di anni ormai, il vino liquoroso famoso, diciamo, accompagnamento al nostro cannolo, come ogni anno. Ogni anno siamo qui a Raffica a fare bicchierini e bicchierini di Zibibbo per accontentare un po' tutti. Quindi non manca niente. No, non manca assolutamente niente, manca soltanto voi che dovete venire. E tra poco arriveranno anche i carretti in piazza, i carretti siciliani. Sì, verranno i carretti, ci saranno gruppi folcloristici, spettacolo, musica e ballo. Buona festa, buona sagra del cannolo e buona rassegna popolare. Buona festa a tutti, vi aspettiamo. Grazie. Allora, amici, qui la sagra è solo all'inizio. Come vedete, tante persone già in coda per gustare il cannolo, ma c'è anche il folklore siciliano. E questa è la piazza di Gesso. E noi vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. E qui tra poco ci sarà anche la preparazione della mega cassata siciliana. Ecco, vedete qui lo stand. E tra poco arriveranno i maestri pasticceri e sarà preparata qui dal vivo e poi naturalmente gustata anche la cassata siciliana gigante. E poi tanti stand. Anche artigianato locale, ma anche la birra artigianale. E buonasera, ci rivediamo anche quest'anno. Ah sì, ogni anno, qua mi invitano sempre, perché vuol dire che sono un brutto personaggio. E qui ha portato la birra in due versioni. Sì, è un'ambrata e una bionda, sono tutte e due altre fermentazioni, birre artigianali rigorosamente prodotte da me. Buon proseguimento. Grazie. Salve, ma qui cosa state preparando? Pane cunzato, olio, pomodoro, origano, sale e primo sale, olio di oliva. Quindi anche un'altra bontà, non solo cannoli. No, non solo cannoli. Avete un pane particolare, vediamo che ha una forma molto schiacciata. Sì, pane schiacciato, fatto proprio apposta per fare così, per fare il pane cunzato.
Diamo appuntamento qui a Gesso, si andrà avanti sino in serata. Sì, sì, sì. Venite tutti a trovarci, siamo qua ad aspettarvi. E chi ha perso questa edizione potrà prenotarsi già il prossimo anno, perché questa è una data fissa qui a Gesso. Sì, 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 un altro anno si farà sicuramente. Ogni anno il 16 di agosto. A te il compito di condire il pane con il formaggio e il sale, quindi E tu? Il sistema dei pomodori. Ogni anno partecipi? Certo, sì, sì, da 3 anni ormai. Prima c'è stato lo stop per il Covid e poi da quando abbiamo ripreso praticamente ogni anno, dal 2023. Cercate di dare il proprio contributo. Certo, penso sia importante, anche perché nella piccola realtà che è Gesso credo che ognuno debba dare il proprio contributo in qualsiasi modo sia possibile, anche per far crescere il turismo, per invogliare le persone a tornare ad abitare a Gesso, penso che si debba fare. Complimenti. E anche tu, aggiungi l'origano e l'olio. Sì, sì, io mi occupo di questo, diciamo. Quindi ognuno ha un proprio compito. Il proprio compito che fa la sua grande parte. Ogni piccolo compito fa la sua grande parte. Bravissimo. E qui troviamo altri due giovanissimi, siete sempre di Gesso? Sì. Sì, sì, sì. E a voi il compito di tagliare i pomodori? Sì, sì, sì. Noi tagliamo i pomodori per il pane. Senza di questi pane non c'è. Salutiamo tutti gli amici allora che ci stanno seguendo, tutti gli amici di Bella Sicilia Onda TV. Come vedete, noi per il momento vi salutiamo da Gesso. Come? Quindi normale. Vedete anche tanto altro in questa rassegna che va avanti da ben 11 anni, questa è l'11ª edizione e noi vi invitiamo perché tra poco qui arriveranno i carretti siciliani, quindi se siete nelle vicinanze raggiungeteci, altrimenti ricordate appuntamento con la rassegna popolare Ibissota, Sagra del Cannolo, sfilate del carretto siciliano ogni anno il 16 agosto. Un abbraccio a tutti voi. Ciao Carmen, ci chiede dove ci troviamo, siamo a Gesso, città di Messina. E questa è la rassegna popolare Ibissota, Sagra del Cannolo.